La 31esima edizione dell'Italian Bahia, andata in scena il 5 e 6 luglio, sarà ricordata perché, per la prima volta in 31 edizioni, non è stata conquistata da un prototipo di auto. A sorprendere tutti ci ha pensato João Dias su Can-Am Maverick X3, mezzo leggero e performante. Il pilota portoghese conquista la gara valida per la Coppa Europa Cross Country Bahias ed è la prima volta che un side by side si piazza sul gradino più alto del podio nella gara pordenonese. Ma anche il secondo e terzo posto sono stati appannaggio dei tubolari leggeri, con il polacco Adam Kus su Grally OT3 secondo, beffato proprio nell'ultimo e decisivo settore di 95 km, e lo spagnolo Fidel Castillo su un altro Can-Am al terzo posto. Dura e spietata l'Italian Bahia ha estromesso subito il lituano Benediktas Vanagas su Toyota Hilux, ottavo quest'anno alla Dakar, stoppato da un guasto elettrico. Pollice verso anche per il polacco Maluzinski su Mini e il portoghese Francisco Barreto su Toyota Hilux, vittime di un tracciato molto selettivo. Invece João Ferreira, favorito della vigilia e mattatore del prologo del venerdì con la Mini del Team X-Raid, è rimasto bloccato per 25 minuti, ripartendo a gara ormai per lui compromessa. Ottimo quinto al traguardo Manuele Mengozzi su Toyota Hilux assieme al navigatore di casa Mirko Brun, primo tra i mezzi T1. Nella top 10 anche Andrea Schiumarini sulla Buggy Century Racing ed Andrea Castagnera su Can-Am, affiancato dalla navigatrice friulana Elisa Tassile. Nella gara nazionale con percorso ridotto, successo tra i veicoli di cross country per il siciliano Alfio Bordonaro, affiancato dal maniaghese Stefano Lavisa su Suzuki Gran Vitara, mentre tra i side by side podio tutto magiaro con la vittoria di Zoldan Karazmolli.